Sono tornato a casa da allenamento che pratico rugby. Sono tornato a casa, pranzato e ero nel mentre che stavo mangiando, ho visto mia zia che entrava dentro casa e ci chiamava venite fuori che ha preso fuoco la stalla. E siamo scesi ma non c'era niente da fare ormai. Le fiamme sono già alte, indomabili, quando la famiglia De Conti, titolare di questa azienda agricola a Saccolla di Valdobbiadene, si accorge del rogo divampato nella vicina stalla usata come rimessa. Non sono ancora le 10 di sera quando scatta l'allarme. Abbiamo provato a utilizzare gli estintori per salvare il più salvabile e poi quando non potevamo più fare niente abbiamo aspettato che arrivassero i pompieri. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna, del distaccamento di Asolo, un'autobotte da Treviso e alcuni volontari del Basso Feltrino, decine di uomini che hanno lavorato tutta la notte per tagliare il fronte dell'incendio, vista anche la vicinanza dell'abitazione dei proprietari, tanta la paura. È stato un bene che il vento tirasse verso su perché così ha preso di più il pino, così va bene, però abbiamo evitato rischi verso la casa. Le fiamme hanno incenerito attrezzatura varia, tra cui motoseghe, decespugliatori, oltre a un trattore e alcuni animali che non hanno purtroppo avuto scampo. Avevamo qualche coniglio dentro e sfortunatamente non siamo riusciti a fare niente, a salvarli. Le operazioni di spegnimento si sono concluse all'alba, mentre la bonifica è proseguita per tutto il giorno. Centinaia le scatole di cartone presenti nel rustico, utilizzate per il confezionamento delle bottiglie di prosecco. Sul posto anche i carabinieri di Valdobbiadene. Si esclude comunque il dolo. I danni in corso di quantificazione, ma comunque di decine di migliaia di euro, non sono soltanto economici. Anche morali più che altro, oltre che economiche, che non ci aspettavamo proprio, sinceramente. Così di punto in bianco.